Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati su questi schermi. Oggi vediamo una partita che ha fatto il giro del mondo. Il nostro campione, non è campione ma da oggi lo è, il nostro Lorenzo Candian di soli 14 anni stava battendo il gran maestro, super mega campione Nigel Short. Ma a un certo punto cosa succede? A un certo punto gli suona il telefono. E voi sapete che nel regolamento da torneo se ti squilla il telefono perdi la partita. Cioè voi immaginatevi, ma adesso guardiamola insieme e la commentiamo così pian piano la vediamo. Col bianco il nostro Lorenzo che gioca contro Short che utilizza una francese, vado abbastanza veloce nelle prime mosse. E a questo punto piccola imprecisione del bianco che diciamo perde il suo vantaggio iniziale dato dal tratto in più. E a questo punto, dopo lo scacco, bisogna prendere provvedimenti sul re. Ora, o si torna indietro col cavallo, oppure si sceglie di sviluppare un altro pezzo, che è l'opzione che sceglie di fare Lorenzo. E a questo punto, dopo alfiere C3, si minaccia la donna sì, ma in realtà si minaccia la donna no, perché comunque l'inchiodatura rimane. Questo alfiere non può lasciare la diagonale. Cavallo C6, cavallo F3, questa volta la donna è minacciata veramente e a questo punto scacco intermedio, pedone per, si minaccia la donna che deve spostarsi, decide di tornare a casa. A questo punto siamo all'11ª mossa, siamo ancora in apertura e qui Lorenzo trova un'ottima mossa che è alfiere B5. Inchioda il cavallo, questa presa potrebbe essere deleteria per il nero, ma ricordiamoci una cosa importante, che il nero non ha più l'alfiere camposcuro, quindi le case scure risultano deboli. Cavallo F6, 2 punti di domanda per Nigel Short e ora ti lascio qualche secondo per trovare la combinazione vincente che Lorenzo trova e che lo farà andare subito in netto vantaggio. Bene, la combinazione ovviamente è quello di prendersi questa casa D6 col cavallo con scacco, ma prima uno scacco intermedio non fa mai male. A questo punto cavallo D6, il motore dà un netto vantaggio al bianco e dopo re in E7 a questo punto si minaccia 2 volte questo cavallo, bisogna capire cosa fare. A questo punto Lorenzo trova un'altra mossa geniale che è cavallo in E5, 2 punti esclamativi, come direbbe il nostro mitico Andrea Stella. Chiaramente si minaccia, no? Di catturare su C6 con doppio su donna e re. Ma perché non si può semplicemente catturare questo cavallo con la donna? Perché a seguito della cattura il bianco, bam, F7 e alla prossima cade una torre a gratis. Quindi non si può fare. Quindi ci sono questi 2 cavalli in attacco, vediamo come decide di rispondere il gran maestro. Alfiere D7, mossa alquanto passiva, e questo permette ovviamente di andare ulteriormente in vantaggio al nostro Lorenzo con cavallo F7, c'è un fortissimo doppio e ora donna C7. I 2 cavalli sono difesi a vicenda, però bisogna fare parecchia attenzione perché se ora questo cavallo si va a pappare la torre, semplicemente questo cavallo in E5 inizia praticamente a cadere e cadrà anche l'altro. Quindi donna di 4 necessaria per tenere il cavallo affinché questo possa essere libero di prendersi la torre, ma prima attacco intermedio sulla donna, la donna difende sempre il cavallo e ora finalmente la torre si sposta, altrimenti sarebbe stata catturata dal cavallo. Ora qui siamo con una posizione di più 3.65, un vantaggio enorme a scacchi. Ricordiamo Lorenzo che ha un punteggio di 1960 punti circa contro 2006, sono tantissimi punti di differenza e sapere di star vincere una partita contro un grande campione deve essere un'emozione incredibile. Immagino il cuore che batte all'infinito. Fuori
dalla sala del torneo c'era suo papà, che gli avevamo appena detto che suo figlio stava vincendo contro questo grandissimo campione. Erano già pronti tutti a stappare e a fare festeggiamenti. Torre di 1, tutte mosse incredibili. Ho analizzato questa partita su chess e la precisione di Lorenzo è stata del 94% contro un gran maestro, ragazzi, veramente fenomenale. Alfiere 8, cavallo di 6, altra mossa incredibile. Si attacca alla torre, chiaramente qui la soluzione di catturare direi che non è il caso, anche perché dopo ci sono i scacchi di scoperta. Cavallo D5, questo cavallo trova un'ottima casa, attacca la donna e adesso cavallo per C8 perde la torre. Qui potrei dire, ma perché il nero non ha semplicemente spostato la torre? Se il nero avesse spostato la torre, qui c'era una continuazione molto interessante, che era data da cavallo F5, scacco, attenzione agli attacchi a raggi X sulla donna C7, ora bisogna togliere il re, ci sono due case per andare, re in F8 oppure semplicemente catturare il cavallo. Su re F8 abbiamo cavallo G6 scacco, si perde la donna, e se si cattura abbiamo comunque la stessa sorte, cavallo G6 scacco e si perde la donna. Quindi per questa ragione Short ha preferito, aspetta che torno alla mossa, ha preferito giocare cavallo D5 dando la qualità. Cavallo C8, torre per C8. Il vantaggio del bianco sale mossa dopo mossa, adesso c'è la donna sotto, donna G3, dà sempre uno sguardo al cavallo e perché no, attacca a questo punto. Se il bianco riuscisse ad entrare su G7 poi il cambio delle donne sarebbe praticamente assicurato. Re va in F8 per tenere quel punto, arrocco corto, il bianco non aveva ancora arroccato, siamo alla 23esima mossa, aveva ancora il re al centro, non aveva avuto tempo di arroccare perché era intento ad attaccare. Re G8, C4, questo cavallo viene tolto da quella forte casa centrale, ma adesso Short riprogramma un'ottima manovra di riposizionamento di quel cavallo che forse diventa ancora più attivo e forte rispetto a prima. Torre in F va in E1 affinché si possa garantire la difesa di questo cavallo e svincolare la donna e attaccare anche a raggi X, perché no, il pedone E6 che ricordiamo essere una debolezza. Cavallo in F5, si attacca alla donna che va in A3 puntando un pochettino su vari punti, cavallo D4, questo cavallo ora è diventato molto molto forte. Donna in H3 minacciando sempre a raggi X questa debolezza, anche se per ora è tenuta da questo cavallo, ma possono esserci chissà in futuro anche sacrifici di qualità per restituire un po' di materiale, tanto il vantaggio è così enorme. Dopo alfiere F7 che è una mossa difensiva, qui la posizione è praticamente vinta, ma è su questo punto che a Lorenzo squilla il telefono. Ma non c'è stato qualcuno che l'ha chiamato, perché oggi sappiamo, soprattutto poi dei ragazzini, che le chiamate sono molto rare, no? Vanno più i messaggini, ma era una sveglia di un allenamento scacchistico, almeno così è quello che si legge nei vari articoli online. Probabilmente, dato che Lorenzo prende lezioni di scacchi o comunque si allena, gli era partita questa sveglia per allenarsi e nonostante il telefono era spento è suonata comunque. Questo è quello che c'era scritto online, noi tutti disperati, ma c'è da dire una cosa, che qui stiamo entrando in un finale. Per quanto il vantaggio possa essere enorme, un gran maestro ha tanta esperienza, sa giocare molto bene e chissà se la situazione si sarebbe potuta ribaltare. Qui bisogna tenere i nervi saldi, riuscire a fare mosse giuste e non iniziare a farsi prendere dall'ansia di dire sto battendo uno dei più grandi campioni di sempre. Sfortunatissimo Lorenzo, ma comunque gli facciamo tutti i complimenti perché veramente ha giocato una partita a livello magistrale. Complimenti, sicuramente sentiremo parlare di te nel futuro prossimo. Ciao a tutti! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!